Amici di Wii Sport, dal Saraceno di Ravanusa si gioca a porte chiuse la 21esima giornata del campionato di eccellenza. La capolista Canicattì ospita il CUS Palermo. È un testacoda per il raggruppamento A. Infatti i padroni di casa nell'ultimo turno hanno vinto contro il Castellammare per 2-0, confermando la loro leadership. All'ultimo posto invece il CUS Palermo dopo la sconfitta per 4-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Vediamo le scelte dei rispettivi tecnici. Partiamo dalla formazione di mister Bonfatto: 4-3-3 con Barbagallo in porta, Cadernicchia, Baiata, Pettinato e Tedesco sulla linea difensiva, mediana affidata, apprezzabile Prividera e tre piedi in avanti Iraci, Matera e Morana. Risponde il CUS Palermo con Carnevale, Di Giovanni, Salamone, Vinci, Scibona, Di Maria, Aliodo, Saccò, Antinori e Zito. Partiamo col film del primo tempo, prima chance offensiva al 13esimo ed è del Canicattì. Scambio sulla destra tra Iraci e Cadernicchia, il pallone viene messo in mezzo dove sul secondo palo arriva il gol di Pietro Morana. Subito avanti la capolista con la firma del proprio numero 10 che sfrutta al meglio l'assist di Benny Iraci. Al 18esimo arriva la doppietta del classe 2002, lancio in avanti, lui scavalca il portiere col sombrero, stoppa di petto con tutta calma, trova il raddoppio, 2-0 del Canicattì nel giro di 5 minuti. La firma ancora una volta è di Pietro Morana. 25esimo, Tedesco scappa a sinistra, prova a mettere il traversone sul secondo palo dove ci sarebbe Benny Iraci, un po' troppo lungo però il tentativo di cross da parte del terzino di mister Bonfatto. Ancora in avanti il Canicattì, sempre l'azione a sinistra si sviluppa benissimo, può arrivare il cross all'indietro per la conclusione che termina alta sopra la traversa. Al 25esimo ancora una volta i padroni di casa, cross sul secondo palo da calcio d'angolo, arriva alla fine in area il tocco di Prezzabile che viene lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia del CUS Palermo. Troppo facile per questo Canicattì continuare a spingere. Sussulto invece per il CUS Palermo con l'azione da calcio d'angolo. Barbagallo chiude tutto e poi si divora la formazione ospite, l'occasione per il possibile 3-1. Al 38esimo invece il pallone finisce a sinistra, messo in mezzo ancora per Pietro Morana che chiude al meglio una giornata stratosferica e sono passati solamente 36 minuti di gioco e già tripletta per lui. È 4-0 per il Canicattì. Al 42esimo ancora il Canicattì riconquista il pallone sulla tre quarti, la sfera sul destro di Benny Iraci, sempre famelico stavolta il portiere, respinge però in calcio d'angolo. Al 45esimo il Canicattì non sembra sazio, scambio in area di rigore con Iraci che prova a passare sul portiere, De Maria che lo tocca, calcio di rigore. Il Canicattì può trovare il quinto gol di giornata, è proprio il numero 7 a presentarsi agli 11 metri. Parte Iraci, destro, potente, perfetto come sempre, e il gol del 5-0 della capolista Canicattì in una sfida che sicuramente ha davvero poco da dire per tutto quello che succederà nel secondo tempo. Si riparte ovviamente con il Canicattì che prova ancora a spingere dalla sinistra, Tedesco prova a passare il pallone, gli torna tra i piedi, il suo tentativo di esterno termina sopra la traversa. Nel frattempo sono stati tanti i cambi per mister Bonfatto tra primo e secondo tempo, dentro Padovani e Di Mercurio che rilevano Iraci e Pettinato. Poco dopo ci sarà il turno di Biondo e Toledo per Prividera e Tedesco, infine anche Scopelliti per Prezzabile. Al 63esimo però cerca gloria il CUS Palermo che riconquista il pallone e cerca una conclusione che si perde debolmente tra le braccia del portiere Barbagallo. Ancora il CUS Palermo in area di rigore, cerca di trovare quantomeno il gol della bandiera, non riesce però a farlo per questione di centimetri. Riparte in contropiede invece il Canicattì che ha tantissimo spazio tra il neoentrato Selin Padovani, si presenta a tu per tu col portiere, piattone preciso, c'è il tocco di De Maria che però non può fermare il 6-0 del Canicattì che trova ancora una volta la rete. Di lì a poco il triplice fischio e sarà festa doppia per il Canicattì che non solo vince per 6-0 col CUS Palermo e conserva il primo posto, ma allunga nel frattempo sulla Don Carlo Misilmeri che viene fermata dal Pro Favara. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima.